sera, ma sta zitta che fa qualcosina, guardate un po'. L'altra sera, va là che si è rinfrescato adesso. Un caldo le sere scorse, qui vabbè, non aveva neanche il condizionatore ero in casa. Un caldo, mio marito fa, smorza il ventilatore, dopo di me, lascialo acceso, no, al consumo, al farmalità al collo, ma mi pisa con magari che sotto il caldo dica, via mamma mia, allora, spendi i soldi, allora, mi chiamo Nives. Aspetta! Oh, guarda che del posticino, è scrittore, vamo vivere, vere di antine, mi tu segni? Vabbè, allora, mi chiamo Nives, sono nata a Molinella, in provincia di Bologna, esattamente 83 anni fa. Sono 30 anni che fa la Nives, fa sempre 83 anni. Ma comunque, segno zodiacale Scorpione, ascendente Leone, da cui ho ereditato la carica erotica. Detto in francese, Sacha Atarmal come un calzetto. Io ma sono nervoso addosso perché ho lasciato mio marito, ho lasciato Compurì, ma stop la miseria, l'ho trovato, mi ha tradito, sapete con chi? Con la badante, con la Svetlana che poi ha 80 euro ragazzi, mi ha pagato un viaggio per vedere che è sua, capito? E lei fa di dove sei? Sono rumena, capito? Vabbè, andare a Roma, aspetti 50 euro. Io e te ci separiamo, tu per la tua strada, io per la mia. Oh, e adesso mi sono fidanzata con un altro. Sì, ho trovato Vivian. Vivian, con la V di Vicenza e la GL. Vivian, ex fisarmonicista di Liscio. Ah sì? Algar, tu per me una panza scena. 3 parole per descriverlo. Siamo andati in viaggio di nozze, sapete dove? A Final di Rero, provincia di Tresigallo, sopra il ristorante La Lanterna, quinta stila detta, una puta da fritto. Sì, una sera mi devi fare, dimmi, un segreto, vieni qui che ti do un bacino nel boschetto. Al boschetto, dica Yolanda di Savoia, al boschetto, mica hanno finito il boschetto, no, il boschetto pure di tappa. Ascolta, ho fatto le scuole basse a Marco io, usare la metafora è un doppio senso e quindi mi ripeto, boschetto come passerina. Ah, va bene, vedo che va lì, si avvicina al naso, dice naso, non si vede mangiare, Nives, sta da comò. O pianti il pino, altrimenti lì la terra non vai via. Comunque ragazzi, è un mondo difficile, è vita intensa, diceva quella canzone. Pensate che vi dico solo questa perché sto facendo un casino. Ho deciso di cantare, sì, perché visto che il bottoniere mi dice Nives, io ti porto con me, però io ho detto, ma sul lungo un pataccio, no, devi cantare, va bene. Allora, stasera vi faccio sentire una piccola canzoncina, se trovo le parole. Adesso io non ci vedo niente, quindi occhiali. Vediamo se c'è. Aspetta, un attimo solo. C'è mica, aspetta che prendo la chitarra. Non me la ricorderò mai a memoria, però posso provare. Allora.
devo dire. Io vi faccio sentire questa canzone. È il caffè quello lì? Ce l'hai il caffè? Il caffettino? Il dolcino? Chi è con così che tenerina? Ma che addosso dopo la mattina? Al mascarpone, tirami su! La panna cotta! Vogliamo un caffè da uno, amico! Per piacere, un caffettino! Uno cosa, no, senza zucchero che c'ho qui! Non dà fastidio, piace male! Ma non vuoi anche! Ho pure! Oh mamma mia! Ho preso un pinguello! Della terra non dubitare mai, perché io adesso, oltre a stare con figlia, ho trovato un ragazzino giovane, un toy boy. Sì, uno di quelli che vendono le braghette in giro, un ragazzo senegalese, si chiama Mutombo. Sì, sì, perché poi ho... Ma basta che la faccio lì! Ma sto preservare il capellietto! Dico faccia presto, dai, dopo aspettiamo. Allora, chi è che la vuole il caffè? Lo vuoi? Dico, ciao, vieni qui, dai lo zucchero. A chi? A lì? Sono di lì? No. Guarda qui giù. Allora, vi dicevo, c'era Vivian che stava arando la terra. Aspetta un attimo, allora era domenica mattina